Signor Cerioli, si accomodi lì, grazie. E rimanendo un attimo in piedi, legga ad alta voce la formula dell'impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che ha assunto la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto. Prego. Sì. Per la difesa Minetti, l'avvocato Pantano. Lei che professione svolge? Io sono amministratore delegato di 3 ospedali del gruppo ospedaliero San Donato. Sì, e nell'attualità? E ha altre occupazioni? E poi sono dal 2009 presidente di Confindustria di Monza e Brianza. Ha rapporti economici con il dottor Berlusconi o con il gruppo? No, rapporti economici no, mi è capitato di invitare lui o membri del governo durante le nostre manifestazioni, in particolare ha partecipato, credo nel 2009-2010, all'assemblea generale che facciamo ogni anno. E che rapporti ha con, se ce li ha, ma ce l'ha detto, che rapporti ha con l'onorevole Berlusconi? Lo conosco, di familiarità, di conoscenza, anche perché avendo tramite mia moglie, che anche lei aveva un rapporto di familiarità, io... Sua moglie chi è? La moglie di cui sono separato è Licia Ronzulli, l'onorevole Licia Ronzulli. E le è capitato di frequentare la casa dell'onorevole? Sì, mi è capitato di andare diverse volte a pranzo, a cena, sia ad Arcore che in Sardegna, mi è capitato di andare poi ad Antigua. Da che epoca questo? Quando lo conosce? Le prime volte che ho visto l'onorevole Berlusconi, un po' di anni fa adesso, sarà forse 2005, 2006, no? Adesso l'anno non me lo ricordo, era concomitante con l'impegno, con la conoscenza che ha avuto poi mia moglie dell'onorevole Berlusconi. Però sono diversi anni. Sono diversi anni. E la casa da quando la frequenta? Queste case che lei ha indicato, insomma. No, mi è capitato 3-4 estati di andare in Sardegna, mi è capitato diverse volte di andare poi ad Arcore, insomma, capitava 3-4 volte l'anno. Senta, in queste occasioni si è mai fermato a cena? Sì, o a pranzo, o a cena. Erano cene in cui eravate solo voi, ecco, in questo caso non mi interesserebbero. Le cene che interessano, come immagino ormai è un fatto pubblico, quindi non è una domanda che posso gestionare la sua risposta, sono cene nelle quali avrebbero partecipato più persone e in particolare delle giovani donne, così vengono indicate qui in questo processo. Lei ricorda questi episodi? Se sì, se vi ha partecipato? Ad Arcore quasi sempre mi è capitato di partecipare a cene dove c'erano 20-25 persone, alle volte anche di più, 20-25 quelli che stanno nella sala, dove c'erano alle volte politici, alle volte persone dello spettacolo, alle volte delle ragazze, quasi sempre c'erano anche delle ragazze in tavolata. Si ricorda questo modo di fare la cena, cioè questo descritto adesso da lei? Sì, da quando lei lo ha verificato? Sin da subito era così? Cioè le cene più o meno si ripetevano sempre uguali o c'è stato... Sì, ma le cene erano più o meno sempre con lo stesso, diciamo, non è un po' un format, però erano sempre nello stesso modo, cioè c'erano un gruppo di persone, come dicevo, miste tra giovani ragazze, alle volte persone dello spettacolo, alle volte dei politici, si cenava assieme, erano sicuramente piacevoli, l'onorevole Berlusconi intratteneva facendo un po' i suoi racconti di quella che era la sua esperienza politica, dei suoi aneddoti, della sua vita imprenditoriale, e si alternava, diciamo, durante la cena anche momenti di musica, di ballo, lì c'era sempre, adesso mi ricordo Danilo perché ad Arcore mi sono visto sempre Danilo, in Sardegna ho visto molte volte Apicella, e loro intrattenevano, alle volte con delle canzoni che cantava direttamente poi l'onorevole Berlusconi, alle volte cantavano loro, alle volte cantavano anche le ragazze. Ecco, questo durante la cena succedeva? Sì. Lei ha mai partecipato a dei dopo cena? No, io fine cena normalmente con mia moglie andavo via, cioè non è mai capitato che rimanessi lì. Senta, ricorda chi partecipava a queste cene invece? Ricorda, tra queste ragazze, chi ricorda? Se non ricorda nessuno cercherò di farle dei nomi, poi lei mi dirà se c'erano... Credo che dopo qualche nome magari me lo posso anche ricordare, per non cielo, ricorderei la faccia, se avessi la foto davanti sicuramente direi, perché non è che conosco, mi ricordo
forse la Barbara Fagioli, che è una persona che ho visto più volte. Mi è capitato perché sono gemelle le sorelle De Vito, De Vivo. E poi alcune le riconoscevo come nome, però sinceramente ecco, non mi ricordo. Se mi dice il nome magari poi gli dico sì. Mi è capitato Barbara Guerra, per esempio. Barbara Guerra mi sembra di sì. Una tale Imane Fadil, per caso? No, questi... Le ricorda. Cioè, alcuni poi sono nomi che ho visto sui giornali e adesso mi ritornano, ma Nicole Minetti la ricorda? Come? Nicole Minetti. Nicole Minetti la ricordo, sì. E ospiti maschili ricorrenti? Ospiti maschili ricorrenti, c'era Giorgio Puricelli, che quasi sempre c'era, e molte volte ho visto Emilio Fede, o poi altri ospiti maschili, mi è capitato di vedere, però non ricordo se era a cena o se era fermato solo a magari un aperitivo, dottor Zangrillo, però adesso le ho viste tante di persone in questi anni, per la verità. Sì. Allora cerchiamo di focalizzare con fatti specifici le cene. Lei ricorda una cena del 22 agosto del 2010 che veniva a seguito, le dico queste circostanze per aiutare la sua memoria, no? Capisco che è troppo vaga la domanda, dopo il trofeo Berlusconi. Sì, questa me la ricordo, anche perché poi ho ricostruito anche in occasione della testimonianza che ho fatto nell'altro processo? Nell'altro processo. Sì. Ecco, ci dice più o meno come si è svolta quella serata, chi ricorda avervi partecipato, cercando di precisare il ricordo il più possibile, visto che si tratta di una circostanza specifica e, mi scuso se mi allungo nella domanda, non ricordare quello che normalmente accadeva, quello che accadde effettivamente quella serata. Allora, quella serata era iniziata con lo stadio e finito la partita di calcio ci siamo recati a casa ad Arcore, a casa del Berlusconi. Quindi intorno alle 11 più o meno? Sì, più o meno sì. E lì c'è stata una cena in realtà come altra, non è che vedo una diversità rispetto a altre volte, magari un po' più tardi, alle volte le cene sono prima, sono verso le 9:30, 10, 8:30, quella volta era dopo lo stadio, per cui sicuramente era un po' più tardi. Ricordo che c'era Giorgio Puricelli, c'era Emilio Fede, c'era Nicole Minetti, c'era mi sembra l'onorevole Rosaria Rossi, mi sembra che ci fossero le due gemelle De Vivo, credo la Barbara, adesso non mi ricordo, quella con i capelli biondi. Fagioli. Abbiamo visto, quindi. Ecco, ricorda la serata come si svolse, cioè concretamente se a cena accadde, perché lei partecipa a cena o partecipa in questa serata anche al dopo cena? No, non ho mai in realtà partecipato, cioè alla fine della cena io non mi è mai capitato di rimanere lì, tranne quando ero ospite magari in Sardegna, allora lì rimanevo anche a dormire, però ad Arcore in realtà la mia presenza è sempre stata unicamente durante la cena. Ecco, ricorda se a questa cena, chi partecipò a questa cena? Le persone che ho detto prima. Ricorda altre persone? C'erano altre persone ma non ricordo il nome, c'erano persone sempre ragazze, c'erano delle ragazze e c'erano anche di diverse nazionalità che facevano parte o volevano far parte del mondo dello spettacolo piuttosto che però non... Ricorda se c'erano due ragazze provenienti dal Piemonte o più specificamente da Torino? No, questo no. La serata quindi non ha altri ricordi particolari di quella serata. Ricorda se per caso in quell'occasione girò una statuetta, la famosa statuetta che viene indicata come statuetta di Triopo? Sì, la statuetta, mi ricordo che era questa statuetta, credo, forse che fosse un regalo che aveva ricevuto l'onorevole Berlusconi, comunque di origine africana, che sembrava che mostrasse il tema della fertilità, e era passata di mano questa statuetta, credo di legno, se non ricordo male. Ricorda se a proposito di questa statuetta qualcuna delle ragazze mimò atti sessuali o... No, questo lo escludo. Indicò? Lo escludo completamente. Poi magari ci può essere la persona che aveva riso di più o riso di meno guardando la statuetta, ma non escludo che si siano avvenute cose diverse da una magari o una risata o un'osservazione di questa statuetta.
Ricorda se in quell'occasione qualcuna delle ragazze non era stata bene, ha avuto un malore o qualcosa di No, simile? non mi risulta. Io non ho altre domande. Procuratori, le domande? La procura? Pubblico Ministero in controesame. Allora, dottor Cerioli, quindi scusi, mi può ripetere i suoi incarichi? Io sono amministratore delegato di 3 ospedali del gruppo San E Donato. quindi è un manager della sanità lei? Dal 1999, poi Bene. con una crescita nella carriera. Sono partito come... Sì. Un manager della sanità lombarda. Senta, e per quanto concerne invece sua moglie, è un deputato europeo? Sì. È un europarlamentare? Europarlamentare. Del PDL, ovviamente. Del PDL. Del PDL. Senta, nell'occasione, concentriamoci, partiamo dall'analisi della scena che lei ha rievocato anche, ha rielaborato anche perché è stato interrogato, esaminato nell'altro processo del 22 agosto 2010. Innanzitutto l'onorevole Ronzulli, che apprendo in questa sede essere in fase di separazione da lei. Perché è successo Infatti, perché durante l'altra udienza questo dato non era emerso, magari non era emerso perché non era emerso. perché non era separato. Ah, benissimo. Era presente? Sì, io sono sempre stato ad Arcore con mia moglie. Ecco, allora, cominciamo a dire questo. Lei è sempre stato ad Arcore con la signora. Sì. E, diciamo, il rapporto con l'onorevole Berlusconi ce lo ha lei o sua moglie o tutte e due, diciamo? Ma in realtà oppure lei va a traino di sua moglie, nel senso migliore. Esatto, nel senso il rapporto è nato con mia moglie. Io poi, iniziando a frequentare in qualità di compagno, poi marito, ho iniziato ad avere conosciuto l'onorevole Berlusconi e ho avuto modo di confrontarmi con lui su vari temi di natura in realtà più economica che altro. E quando lei ha conosciuto l'onorevole Berlusconi aveva già gli incarichi nella sanità? Io sì, non ho cambiato, in realtà il mio percorso è fatto che ho lavorato negli ultimi 13 anni nel gruppo San Donato, ho fatto la mia carriera lì, non ho mai avuto altri incarichi extra, tranne quello confindustriale. Ma c'è stata una progressione, immagino, lei ha fatto una splendente carriera anche perché è molto giovane. Ero già amministratore delegato quando ho iniziato a conoscere l'onorevole Berlusconi. Ha avuto altri incarichi nel No, frattempo? perché poi in realtà ormai sono 6 anni che sono amministratore delegato di questi 3 ospedali, che sono 2 soggetti giuridici ma sono 3 presidi ospedalieri, e in realtà lì non è cambiato nulla. Perfetto. Anche sua moglie lavorava nella sanità prima di diventare parlamentare europeo? Quando io ho conosciuto mia moglie, lei lavorava in un'altra azienda del gruppo San Donato. Con quale qualifica? Era responsabile dei servizi, sarebbe caposala del blocco Un'infermiera? operatorio, quindi Una qualificata infermiera? Non è offensivo? Dirigente, diciamo che era dirigente del blocco operatorio, che è una delle figure sicuramente più critiche. Una caposala? Esatto. Perfetto. Si Assolutamente. dice dirigente dei servizi infermieristici, è un po'... Il dirigente del servizio infermieristico è la dirigente delle infermiere, che è un'infermiera capo. Benissimo. Senta, che svolge una funzione di coordinamento, diciamo. Di tutte le persone non mediche che operano all'interno del blocco Del operatorio. servizio, del personale paramedico, quindi un ruolo importante. Perfetto. Senta, e il 22 agosto c'era anche l'onorevole Ronzulli, che noi abbiamo sentito nell'altro processo e di cui abbiamo acquisito le dichiarazioni in questo processo. Senta, ma c'era anche vostra figlia? Lei è una figlia innanzitutto, anche se sono in controesame voglio essere massimamente... Quella sera non c'era la figlia. Non c'era sua figlia quella Ci sera? sono state altre occasioni in cui noi, almeno io ricordo che non ci fosse. Ci sono state invece altre occasioni che con la tata e con la bambina, o alle volte solo con la bambina, ci siamo recati ad Arcore, siamo andati a fare la passeggiata, una volta siamo stati lì anche a pranzo, un parco bellissimo. Assolutamente, immagino. Una sera credo che fosse stata, siamo rimasti lì, ma non era quella sera, che siamo stati lì anche a cena, che c'era la bambina e la tata. Benissimo. Senta, allora concentriamoci, era solo per vedere chi c'era, sia chiaro, i bambini sono bambini, era solo per capire chi c'era quella sera. Allora, 22 agosto 2010, senta, abbiamo sentito in quest'aula
le signore Ambra Battilana e Chiara Danese. Poi finisco la domanda in maniera, lo anticipo, in maniera totale, le quali hanno reso testimonianza riferendo che durante la cena sono già iniziati dei balletti scomposti, la cena a cui ella era presente, lei, l'onorevole Ronzulli, l'onorevole Maria Rosaria Rossi, Nicole Minietti e tutte le persone, alcune delle persone che lei ha menzionato, ovvero dei balli in cui si sono manifestate le prime interazioni, cioè i primi toccamenti, diciamo, nei confronti dell'onorevole Berlusconi, di Emilio Fede. Le ragazze si avvicinavano in maniera lasciva, si direbbe da un punto di vista tecnico, e la scena del Priapo, che l'avvocato Pantano le ha correttamente sintetizzato anche in maniera educata, sarebbe stata quella che l'onorevole Berlusconi avrebbe fatto girare questa statuetta che con un meccanismo a molla lasciava fuoriuscire un organo genitale sproporzionato rispetto alle dimensioni della statua, e le ragazze ivi presenti, su invito dell'ospite ospitante, avrebbero simulato un fellazio, un rapporto orale. E poi vi sarebbero stati questi balli erotici che ho descritto con delle interazioni corporee. La serata poi sarebbe proseguita in una saletta sottostante con al centro un palo da lap dance, e lì questi comportamenti delle ragazze sessualizzati sarebbero stati implementati con interazioni, toccamenti ancora più intensi tra di loro stesse, gli uomini presenti, ovvero Fede e Berlusconi, e reciprocamente. Questo dicono le ragazze, testimoni che ho già citato. Altre, sentite, descrivono il sistema delle serate di Arcore in maniera totalmente opposta. È inutile che le dica che poi ci sono intercettazioni telefoniche, le dovrei contestare. A lei basta capire che vi sono, diciamo così, anche diverse versioni, per correttezza. Lei è sicuro di non avere visto nulla di tutto questo, dottor Cerioli? Noi abbiamo sentito anche sua moglie sul punto. Sì, sì. Lei le ha letta la deposizione di sua moglie prima di venire qua? No. Non l'ha letta? No, perché... Però sua moglie è molto arrabbiata dopo la separazione, gliene ha parlato di quello che ha detto. Diciamo che, dato che è una separazione in corso, non è che ci siano in questo momento. Allora, risponda alla domanda, prego. Allora, rispondo alla domanda. Allora, primo, mi permetto di circostanziare. Certo. Io, Guardi il Presidente del Tribunale. Io, allora, la fase dopo la cena non posso assolutamente rispondere. Perché ha già detto che lei non partecipa. Questa parte qua non... Parliamo della cena. Sulla parte della cena, quello che posso dire è che c'erano delle ragazze, anche belle, vestite in maniera sicuramente come io immagino i balli e il modo in cui si vestono simile a il balletto che si vede a Striscia la Notizia, cioè voglio dire, e non vedo né un aspetto, e non ricordo assolutamente movimenti di ballo, di danza, che andassero oltre quello che può essere, voglio dire, un ballo che io vedo in televisione ogni volta che vedo. Scusi, io mi permetto di dire, più che, diciamo, stigmatizzare sottilmente l'ipotesi accusatoria equiparandola ai balletti di Striscia la Notizia, io le chiedo di rispondere se lei ha visto queste scene. No, le ha la viste? scena che le è stata descritta. Come mi è stata descritta? No. Come le è non l'ho stata vista. descritta? Quindi, toccamenti a presente, no? Io posso dire che mi è capitato di vedere che ci fosse magari un abbraccio affettuoso, un bacio che una ragazza dava all'onorevole Berlusconi, ma stiamo parlando di comportamenti che non riesco a dargli il taglio del ballo lascivo o del toccamento. Mi sembra che siamo proprio in un'altra dimensione, che poi voglio dire, il contatto lo si può interpretare in mille modi. A me sembravano dei baci. Dottor Cerioli, abbia pazienza, non c'è differenza. No, io ho parlato di toccamenti espliciti, vuol dire sui seni, nelle parti intime. Quindi la risposta è no. Lei fuma? Qualche sigaretta. Si è assentato per andare a fumare da tavola quella sera? No. È stato perseverante nella sua presenza a tavola? Quindi è stato perseverante, perché invece sua moglie, se non ricordo male, ha detto che si è assentata più volte. Può essere. Quindi lei è stato sempre a cena. Lei è in grado di riferire al Tribunale anche altre occasioni in cui ha partecipato alle cene del Presidente Berlusconi, indicando le date? No, indicando le date no. Periodi? Il periodo, ripeto, mi è capitato di andare a cena dell'onorevole Berlusconi, credo 3-4 volte all'anno, poi alle volte magari capitava, il periodo estivo sicuramente era più facile, per cui in agosto mi è capitato più di una volta.
No, sinceramente non mi ricordo. Cioè, mi è capitato più volte, ripeto, 3-4 volte all'anno mi capitava, e poi alle volte andavo in Sardegna, mi capitava, visto che l'onorevole Ronzulli rimaneva lì anche per un periodo, di andare per un weekend lungo per andare a trovare sua moglie. Sì. Certamente, è chiaro. Quindi lei non è in grado di, non è censorida, glielo sto domandando, di indicarmi delle date precise in cui lei era ad Arcore. Guardi, ricostruendo la serata del 22, ricordo Ma che come l'ha ricostruita, 2 giorni, dottor Cerioli, perché il scusi? trofeo Berlusconi. Eh? Perché era il trofeo Perché il Berlusconi. Solo per quello? Sì. E non ha siccome non penso che incontrare e frequentare il Presidente del Consiglio, che allora è il Presidente del Consiglio, per quanto lei sia un manager importante della sanità, sia una cosa da tutti i giorni, lei non è in grado di dirci nessun'altra data? No, perché a me è capitato, ripeto, più volte di andare a cena con l'onorevole Berlusconi, e, ripeto, il tipo di serata era standard. veramente molto... Come? Era standard, dice lei. Sì, erano molto simili, cioè c'erano barzellette, canti, balletti, cioè era molto simili le serate, quindi non trovo una Scusi, no, serata diversa da altre. balletti dove? Scusi, perché lei ha detto che non ha mai partecipato al dopo scena, ballavano No, a tavola? Sì. Ah, Quello ballavano che ho a detto tavola? prima, che ci vedevano anche, magari mentre c'era la musica, delle persone che ballavano, e ripeto, con balli... A tavola? Allora, c'è un tavolo... No, intendevo sopra il tavolo, No. durante la scena Durante la si cena, ballava. sì. C'erano anche dei balli. C'erano anche dei balli, ho capito. Senta, lei sa chi invitava, portava, conduceva ad Arcore le giovani ospiti che partecipavano alla cena, a parte, voglio dire, gli onorevoli della Repubblica o parlamentari, l'onorevole Maria Rosaria Rossi, il consigliere regionale Nicol Minetti, l'onorevole Licia Ronzulli, diciamo così. Le altre ragazze, chi ivi le conduceva? No, queste fasi dell'organizzazione della serata non ho pallida idea. Ma lei a tavola scambiava qualche parola con i commensali per come si conviene, oppure parlava solo con sua moglie? No, si parlava, in realtà l'interazione era con le persone che conoscevo. Io in quel caso conoscevo Fede, conoscevo l'onorevole Berlusconi e magari l'onorevole Rosaria Rossi, e parlavo con loro che conoscevo. E durante le cene le è capitato di acquisire, di avere contezza del fatto che le ragazze si fermassero a dormire ad Arcore? Intesa come la residenza del Presidente, ovviamente. Questo non lo escludo, ma non lo so. Non lo escludo, ma non lo so. Lei ha mai Nel visto? senso non lo escludo, perché invece in Sardegna c'erano delle ospiti In che magari Sardegna venivano lì. eravate stanziati, Poi lì, diciamo, su no? quello che era la parte, organizzativa di Arcore, quello che succedeva dopo la cena, non so nulla. Senta, So che l'onorevole Rosaria Rossi qualche volta ha dormito lì, so che Giorgio Puricelli credo che qualche volta abbia dormito lì, però altre non... Senta, Dario Mora l'ha mai visto? Lele Mora l'ha mai No. visto ad Arcore? Mi sembra di averlo visto una volta in Sardegna, credo. In Sardegna. Per il resto non l'ho mai E visto. anche in quell'occasione c'erano giovani donne, ragazze? Sì. Le aveva portate Mora? No, io quando l'ho visto di giorno, che era venuto a vedere il parco, non mi ricordo se avesse accompagnato o fosse accompagnato, sinceramente non lo ricordo. Bene, lei ha avuto modo di conoscere, ha detto che ha parlato del più e del meno, insomma, con le persone con cui aveva più consuetudine, Sì. ma conosceva, per esempio, la Nicol Minetti, è una Sì. politica, un politico, un consigliere regionale, quindi una collega in qualche modo di partito, no, in qualche modo, una collega di sua moglie Sì. di partito, non so se anche lei è del PDL, iscritto? No. No. E ha avuto modo di parlare con l'onorevole Minetti? Non è onorevole. Il consigliere, chiedo Consigliere. scusa. Ha ragione, signor Presidente, No, scusi. direi di non avere mai... Consigliere Minetti. Non mi è mai capitato, se non quei saluti Di forma, diciamo. Di forma, ma non ho mai in realtà interagito con, né da quando è diventata consigliere, né prima che fosse consigliere. Non ho mai avuto una telefonata con lei, non è una conoscenza che... No, l'ho vista e, ripeto, tranne i saluti di forma. Ecco. Ho capito, la ringrazio. Prego. Mi scusi, prima lei ha parlato di questa statuetta di tipo priapesco. A lei materialmente nelle mani questa statuetta è passata? Sì, ricordo che aveva fatto il giro del tavolo. Ecco, è passata
le è stata data con quale scopo? Lei doveva effettuare qualche cosa su questa No, statuetta? è stato proprio fatto un giro per farla vedere, tutti l'hanno passata di mano e poi è ritornata sul mobiletto, credo. Ho capito. Non do molta importanza. Non riesco a perché capire veramente è stato un fatto che è Ho capito. stata Non riesco a capire questo bisogno di vederla da vicino rispetto a una statuetta che era ben visibile. È stato. No, beh, la statuetta credo fosse abbastanza piccola, se non ricordo male. Sì. Era una statuetta, adesso non so quanto fosse alta, ma la mia ricorda era una roba No, è piccolina. durante un pranzo che uno interrompe le portate per avvicinarsi a una statuetta. Di solito le opere artistiche si guardano in altri momenti. Guarda, sinceramente non mi ricordo se era frutto di un racconto che aveva fatto l'onorevole Berlusconi di un suo viaggio, piuttosto che se stava parlando di una barzelletta, non lo so, sinceramente non mi ricordo qual era il contesto. Mi ricordo che a un certo punto c'è stato un passamano del tavolo. Ho capito. E in questo passamano non è successo nulla? No. A nessuno è venuto in mente di schiacciare il bottone che consentiva all'organo sessuale della statuetta di... Sinceramente, magari qualcuno mi sembrava che ci fosse un meccanismo per cui si Sì. sollevava e veniva fuori. Quindi lei l'ha non visto questo iniziale. meccanismo? Sì, non l'ho provato perché era Non l'ha fatto mentre provato. passavano gli altri di mano. Quindi, C'erano altre persone che lo provavano invece, sì. sì, penso di sì. Adesso Ho sinceramente non mi capito. ricordo. Era questo il Quindi, motivo per cui la statuetta girava in sostanza. Questo non glielo so dire. Non glielo so dire. Grazie. Parti civili, hanno domande? Sì, grazie. È già acceso? Sì, perfetto, scusate. Avvocato Francioso per la parte civile battinana. Due domande al test per quanto riguarda la serata del 22 agosto 2010, alla quale lei ricorda di aver partecipato. Indicativamente, visto che mi sembra che abbia una buona memoria, le persone che erano presenti, lei ricorda fosse presente la signora Bonasia Roberta? No. Non l'ha mai visto? È sicuro che non fosse presente? Guardi, se avessi una foto davanti potrei dirle, però sinceramente il nome non mi dice veramente nulla. E quindi non si ricorda neanche se abbia partecipato a altre cene, questa Roberta Bonasia che... Non riesco ad associarla a un viso, mi è molto difficile dire se l'ho, purtroppo, Non l'ha cioè, sotto mano. capito? Quindi nulla. Senta, invece per quanto riguarda, sempre, visto che lei ha detto che era presente alla cena, lei come è arrivato alla cena, dopo la macchina. serata, in macchina con la signora Ronzulli? Sì. Siete arrivati tutti insieme ad altre persone o voi per conto vostro quando siete arrivati? Guardi, dallo stadio ad Arcore sinceramente non mi ricordo se eravamo solo noi due in macchina, poi siamo andati via in due solo in macchina, forse abbiamo accompagnato qualcuno dallo stadio, potrebbe essere questo. Sinceramente... Quando è arrivato c'erano già delle persone presenti nella villa? Sì. Molte persone erano No, già ora di cena o... c'era qualcuno delle persone che poi hanno partecipato alla cena che era credo di 20-25 persone. Indicativamente lei ricorda se fosse già presente il Emilio Fede, l'onorevole Rossi quando lei è arrivato? Non mi ricordo se è arrivato prima o dopo, questo non me lo ricordo, perché siamo trovati tutti lì, perché poi normalmente ci si ferma un attimo prima della sala, si fa un aperitivo assieme e poi si siede a tavola, quindi non mi ricordo che è arrivato prima e dopo. Lei ha parlato di 25... Non ero il primo, probabilmente c'era qualcuno, però sì, non mi ricordo. Non ricorda se ci fossero già delle ragazze o ci fossero delle persone, il signor Purricelli già presente quando lei è arrivato? Puricelli credo che sia arrivato con noi allo stadio, magari sia arrivato 5 minuti prima o 5 minuti dopo. Arriviamo al momento della cena. Quando siete andati a tavola dopo l'aperitivo, la situazione quale si è presentata a voi? Una tavola, la solita tavola che... Sì. Di quante persone? Credo, se ricordo, 20-25 persone. Indicativamente come uomini quanti erano presenti a sua memoria? Secondo me uomini c'era Danilo, io, Puricelli, Fede, sono stati 5-6 uomini credo. E per quanto riguarda invece le donne presenti, indicativamente si ricorda quante potessero essere, lei ha parlato di 5-6 persone. Immagino su un tavolo da 20. Sarà la differenza, se sono 20-25 20-25 per differenza, è stata una quindicina, ecco. Sì, e ricorda Compresa che la se cantante, fossero- la moglie di Danilo, compreso che era a l'onorevole... tavola con voi a mangiare. Sì.
È rimasto sempre a tavola con voi a mangiare? Si alzava quando cantava, rimaneva, mi sembra che mangiasse con noi, almeno normalmente mangia sia il cantante che la moglie, che anche lei canta, si siedono al tavolo, poi si alzano per cantare. Sì. Sì. Si sono alzati anche le ragazze per ballare, prima ha parlato di ballare, fare i trenini in modo simpatico, divertente, nel senso Guarda, questo sinceramente non me lo ricordo proprio, non ha mai non visto particolarmente questi atteggiamenti più che... La musica era dettata dalla... Normalmente la musica è dettata in realtà l'onorevole Berlusconi che chiama le canzoni, nel senso che alcune sono del suo repertorio, alcune sono quelle che ha scritto insieme ad Apicella, alcune invece sono canzoni tipiche, tipo mi ricordo Aznavour perché è un suo idolo, per cui ogni tanto canzoni francesi. Queste qua sono le canzoni. Senta, un'ultima domanda. Le ragazze che ha visto quella sera, le ha viste anche in altre occasioni? Alcune sì. E di queste ragazze le ha viste anche oltre ad Arcore, le aveva viste anche in Sardegna? Sì. Si ricorda indicativamente? Beh, mi ricordo Barbara Fagioli perché è un nome che mi è capitato di vedere. Sì. Poi ce n'erano altre che ho viste, ma non mi ricordo i nomi sinceramente. Erano italiane, straniere, di pelle molto scura? Sia italiane che straniere. C'era una ragazza filippina che cantava, cioè filippina adesso, forse orientale, non mi ricordo come si chiama, che forse filippina era, che cantava benissimo, che mi è capitato di vederla anche in Sardegna, che cantava sempre New York, New York. Sì, sempre comunque costanti nelle cene. Sì, mi è capitato di vederla alcune più volte sia ad Arcore che in Sardegna. Sì. E lei non chiedeva perché fossero presenti, sapeva perché erano presenti in modo, tra virgolette, costante? Ma io sinceramente ho sempre visto l'onorevole Berlusconi che gli piace moltissimo avere delle persone, belle ragazze che cantino, che raccontino, quindi gli piacciono queste serate. Sì. Credo che sia un modo che lo distrae, un modo per lui per far festa. Va bene. Un'ultimissima cosa, visto che ricorda sempre della serata, al momento della cena, la tavola, 20-25 persone, si ricorda dove era posizionato il Presidente? Dove era posizionato, visto che ha detto Presidente, se non ricordo male, adesso lui è sempre, diciamo, è una tavola ovale, o da una parte o dall'altra del centro, però adesso non mi ricordo se era dalla parte di qua o dalla parte di là, comunque normalmente è una zona centrale lui. Uh-huh. E ricorda Emilio Fede dove fosse posizionato? Emilio Fede normalmente sta dalla parte opposta. Ed erano... quella sera lì non mi come? Sì. Erano circondate da figure femminili o da figure maschili? Sì, un tavolo con 20 persone, con 5-6 uomini. È difficile ricordare. È tutto attorniato, è un tondo. Va bene. Sì. Adesso non mi ricordo se c'era donna, uomo, non c'era questa regolarità, sinceramente. Quindi Le chiedo, ha mai visto partecipare a queste cene la moglie del Presidente? No. La signora Veronica? Non presenziava mai, né di giorno né di sera, le cene? A queste cene non mi è capitato mai di vederla. Erano già separati, credo, nel 2009. Già a quel periodo? Sì, va bene per me, grazie. Le altre parti civili hanno domande? Buongiorno, l'avvocato Di Domenico per i Manfadil. Senta, alle cene a cui hai partecipato, Emilio Fede era sempre presente? O ci sono state cene dove non era presente? Ma io ricordo che Emilio Fede, credo quasi sempre l'ho visto come ospite a quelle cene. Ecco, si ricorda che quando arrivava alle cene era accompagnato da qualcuno? Non l'ho mai visto arrivare perché poi lui era credo con la scorta, quindi sinceramente non ho mai fatto un viaggio con lui da Milano ad Arcore, non l'ho mai fatto, cioè arrivava, però non so se era accompagnato o no. Ultima domanda, lei prima ha riferito che secondo lei erano tutte ragazze del mondo dello spettacolo, o quantomeno che volevano entrare nel mondo dello spettacolo. Mi può Erano spiegare, persone che magari finisco sì. la domanda, mi può spiegare
Da quali elementi è arrivato a questa conclusione? No, io so che c'erano persone che magari avevano partecipato in quello spettacolo, altre che facevano altro, poi c'erano persone che studiavano in università, Nico Minetti all'epoca mi sembra che fosse, quando l'avevamo conosciuta, se non ricordo male, stava finendo la scuola, la laurea in igiene al San Raffaele, altre persone che stavano frequentando altre università e tutte volevano diventare imprenditrici o entrare a fare spettacolo, quelle che erano. Per cui era un po' misto, poi c'erano alcune che avevano già partecipato ad alcuni programmi televisivi, altre che però adesso erano tante storie, perché poi alcune erano storie di persone magari che erano arrivate in Italia da 2 o 3 anni. No, però lei ha detto nello specifico erano persone che volevano entrare nel mondo dello spettacolo. Io le chiedo, ecco, come è arrivato a questa conclusione? No. Durante le cene, perché lei arriva a questa conclusione? No, perché ho visto che alcune erano persone che avevano fatto spettacoli e voglio dire, credo, ma è una mia supposizione, che erano persone che poi magari, ed è capitato di vedere queste persone che magari sono andate poi, mi ricordo una persona che era poi andata a fare la giornalista per Tele Lombardia, mi sembra, un'altra che è andata a finire a fare, per cui o chi voleva fare il giornalista o chi voleva andare, che volevano avere alcune avevano un'ambizione a fare un ruolo nell'ambito del giornalismo e dello spettacolo. Ma perché di questo se ne parlava sì, probabilmente era anche venuto fuori, cioè questo sì. Cosa era venuto fuori? No, che c'era questo interesse, questa ambizione, c'era chi voleva fare l'imprenditrice, che ci voleva avere il negozio. E con chi parlavano di questi loro... A tavola. Ma con chi? Anche con l'onorevole Berlusconi? Sì, qualcuna quando si presentavano raccontavano anche la loro storia brevemente e le loro ambizioni. E raccontavano le loro ambizioni, sì, cosa voleva... Ecco, e l'allora Presidente cosa diceva in base a questi racconti? Voglio fare, appunto, come si poneva? Dava dei consigli, le ascoltava, però sinceramente non è che... Non si ricorda se magari gli ha fatto delle proposte, gli ha detto... No, questo sinceramente non mi ricordo. Non se lo ricorda. Ok, grazie, non ho altre domande. Le altre parti civili? I difensori? Gli altri difensori? Grazie, ha finito, può andare.